Ciao amici di Matto Scacco, questo è un video dedicato a chi è attorno ai 700, 800, 900, 1000 punti sul gioco online, quindi un video così introduttivo per cercare di capire quali sono le idee principali dell'apertura, come dovresti giocare e come dovresti rispondere a delle determinate mosse che sicuramente i tuoi avversari ti hanno fatto. Quindi andiamo a vedere su Scacchiera Fisica come rispondere correttamente. Oggi siamo qui su Scacchiera Fisica, so che ci sono alcuni che la amano, alcuni la detestano, che dicono non si capisce bene, io quando sono a contatto con legno invece mi trovo benissimo. Allora, diciamo che l'apertura più utilizzata, sarai d'accordo con me, è E4 e E5. Ora, la seconda mossa in assoluto migliore, dato che il nostro obiettivo è quello di cercare di arroccare il prima possibile, dobbiamo tirare fuori questi due pezzi e un pezzo sicuramente il primo da tirare fuori è il cavallo, perché questo cavallo attacca subito sul centro. Ora, generalmente il tuo avversario ti risponderà o in questo modo difendendo il pedone, questo prende il nome di difesa Philidor, abbiamo un corso completo sulla nostra accademia, trovi il link in descrizione per giocare questa difesa e ci sono svariati trucchi che devi conoscere. Oppure generalmente ti giocheranno cavallo C6 se vogliamo più precisa, perché anche il nero tira fuori un cavallo e questo cavallo difende questo punto. Ora probabilmente ti piacerà giocare alfiere C4 che prende il nome di partita italiana, con l'idea classica di fare cavallo G5, cavallo F7, attacco doppio su donna e torre. Questo tipo di attacco si chiama attacco fegatello. Ora, se il tuo avversario gioca cavallo F6, ti permette questo tipo di attacco, quindi cavallo G5 è possibile e ora non è molto semplice difendere questo punto, il nero l'unica difesa corretta, oddio c'è anche alfiere C5 che porta a un casino allucinante, però la difesa più corretta è pedone D5. Ora, su questa mossa devi sapere bene come giocare, anche su alfiere C5 devi sapere bene come giocare, quindi nel momento in cui vai a fare cavallo G5 per andare a fare quello che viene chiamato attacco fegatello, devi conoscere benissimo a memoria le risposte, perché gli scacchi sono anche un gioco di memorizzazione. Se non te la senti di fare questo tipo di attacco perché si può andare in complicazioni strane, robe varie, nessun problema. Ora c'hai sotto attacco questo pedone che puoi tranquillamente andare a difenderlo con pedone D3 e la partita si gioca in totale tranquillità. È possibile che ora il nero, anziché giocarti cavallo F6 permettendoti l'attacco fegatello, è possibile e anzi è consigliabile che il tuo avversario ti giochi invece alfiere C5. Qual è la ragione dietro a questa mossa? Dato che il tuo avversario non è stupido, il tuo avversario reputalo almeno forte quanto te, se tu hai tolto questi due pezzi perché vuoi arroccare, anche il nero vuole togliere questi due pezzi perché vuole arroccare. Ora, il problema è che se toglie prima il cavallo, purtroppo gli arriva l'attacco fegatello e anche per lui è difficile difenderlo. Quindi toglie prima l'alfiere affinché ora l'attacco fegatello non sia più disponibile. Perché? Perché ora la casa G5 non è più salva, perché c'è la regina che la controlla. Quindi ora, non so, il bianco deve fare una qualsiasi mossa, presumo arrocco o qualsiasi altra cosa. Adesso si può tirare fuori il cavallo e ora l'attacco fegatello non funziona più, perché è vero che c'è sempre la doppia pressione di alfiere e cavallo su F7, ma dopo l'arrocco questa mossa non è più efficace. Attenzione, ricordati questa cosa per favore. Se il tuo avversario ora dovesse darti alfiere e cavallo per torre e pedone, esempio, alfiere per F7, scacco, torre per alfiere, cavallo per torre, re per cavallo, alla fine dei cambi noi abbiamo guadagnato due pezzi, alfiere e cavallo, e abbiamo dato torre e pedone. Ecco, questo cambio è favorevole per noi. Ora, se vai a fare i conti fatti, saremmo a un 6 a 6, ma ti posso assicurare che due pezzi come l'alfiere e il cavallo nel mediogioco valgono molto di più della torre e pedone. Quindi qui il nero sta bene. Ecco perché per difendersi dal fegatello è bene andare
aspetta che rimettiamo a posto i pezzi, è bene andare con alfiere C5 subito anziché cavallo F6, perché altrimenti il bianco ha questo attacco micidiale. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Ora voglio farti vedere un altro tipo di apertura che spesso viene utilizzata e che il nero spesso va in crisi quando la vede. Sto parlando sempre di E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, che sono le mosse più utilizzate, poi è ovvio che il tuo avversario può risponderti in qualsiasi altro modo, e qui anziché alfiere C4, segui bene alfiere B5. Questo tipo di apertura, con l'alfiere che non guarda questa diagonale ma guarda quest'altra, prende il nome di apertura Ruy Lopez o, detta anche meglio, apertura spagnola. Qual è l'idea dietro a questa mossa? Perché ogni volta, ora mettiamoci dal lato dei neri, ma ogni volta che il nostro avversario fa una mossa c'è sempre una ragione. E qual è la ragione? Allora, qui bisogna ragionare. Il bianco ha mosso il cavallo per attaccare questo pedone. Noi abbiamo mosso il cavallo per difendere questo pedone. Ora l'obiettivo del bianco è eliminare questo cavallo. Se questo cavallo viene eliminato dalla scacchiera, ti renderai conto che questo punto è catturabile. Quindi c'è un'idea molto semplice, tattica e concreta. Qui molti si spaventano, giocano D6 per evitare che cada questo pedone. In realtà qui non devi aver paura, perché è stato dimostrato che questa cattura in realtà non porta assolutamente a nulla. Supponiamo che il nero faccia una mossa qualsiasi come pedone a 6 per scacciare l'alfiere. Non devi temere questa. Ora, con quale pedone si cattura? È molto importante la risposta. Si cattura con il pedone D, perché catturando col pedone D apriamo la diagonale all'alfiere. Quindi una volta che abbiamo catturato, è vero che questo pedone sotto è catturabile, ma attenzione, questa cattura non è fastidiosa perché c'è donna in D4, attacco doppio su pedone e cavallo. Il cavallo si dovrà spostare, donna per E4, ci siamo ripresi il pedone con scacco. Quindi per questa ragione non è un problema. Addirittura, aspetta che rimettiamo i pezzi al loro posto, addirittura ora la teoria degli scacchi cambia sempre, si evolve velocemente, addirittura ora è stata ritenuta migliore dai motori la cavallo F6, che prende il nome di difesa berlino o berlinese. Ok, quindi questi sono i principali temi che puoi giocare tu da bianco e che ti possono giocare. Quindi sul cavallo C6 essenzialmente hai o alfiere C4 e chiaramente quando l'avversario ti mette alfiere C4 è perché vuole puntare su F7, quindi c'è l'idea di cavallo G5 e cavallo F7. Qui io ti sconsiglierei di giocare cavallo perché gli dai subito la possibilità di fare questo attacco. Se invece prima di sviluppare il cavallo tiri fuori l'alfiere, questo attacco abbiamo detto che non è disponibile per via di regina per cavallo. Quindi tiriamo fuori il cavallo e ora l'attacco non è più disponibile perché posso subito arroccare e il punto F7 abbiamo detto che è salvo. L'altra idea, per riassumere, era cosa succedeva in caso di alfiere B5. L'idea, come dicevamo, era di rimuovere il cavallo che è il difensore del punto E5, ma abbiamo visto che questa cattura non è male. Ora, attenzione, è vero che qui creiamo un'impedonatura, una roba che bisognerebbe, se possibile, evitare, ma è anche vero che il nostro avversario ci ha appena dato il suo alfiere, quindi un alfiere per un cavallo è sempre cosa buona e giusta. Abbiamo liberato gratis la diagonale e in più, come dicevamo, lui non potrà veramente andare in vantaggio di un pedone perché seguirà donna D4, il cavallo deve spostarsi, cattura con scacco e ora addirittura se lui si difende interponendo davanti la regina noi possiamo addirittura catturare e quello che ne consegue è che il nostro avversario ha anche perso l'arrocco.
far perdere l'arrocco al nostro avversario generalmente è considerato un vantaggio. Bene, spero che questi concetti chiave di base siano chiari. La scacchiera che è stata utilizzata in questo video la puoi trovare qui sotto, il link in descrizione per ordinarla. Fammi sapere se ti piacciono video di questo tipo dove spieghiamo insomma concetti che spesso a volte vengono dati per scontato, ma sono certo che molti giocatori di fascia sotto i 1000 punti ancora non li hanno bene interiorizzati. Quindi se ti fanno piacere noi porteremo altri video di questo tipo. Ti ringrazio per aver visto il video, tutto qui, ci vediamo prossimamente con un altro nuovo video. Ciao!